Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben trovati al TG di Radio Libertà di oggi, giovedì 5 marzo 2026. Apriamo con la crisi internazionale. Negli Stati Uniti Donald Trump incassa una vittoria politica decisiva al Senato, che respinge il tentativo dei democratici di fermare l'operazione militare contro il regime iraniano. L'Italia, intanto, rafforza le misure di sicurezza. Il governo riferisce in Parlamento sulla crisi del Golfo, con la linea della prudenza, ma anche della difesa degli alleati. Poi la politica italiana. Matteo Salvini accelera sui cantieri, con nuove opere infrastrutturali sbloccate dopo anni di ritardi. Parleremo anche di economia. Monte dei Paschi cambia guida, con l'indicazione di Nicola Maione alla presidenza. E ancora, immigrazione al centro del dibattito europeo, tra nuove politiche più restrittive e le polemiche in Italia. Infine, l'economia europea, con Bruxelles che discute la revisione del sistema ETS, una delle norme più controverse del Green Deal. Queste le principali notizie. Cominciamo. Trump vince al Senato. Bocciato il sabotaggio democratico. Negli Stati Uniti, Donald Trump ottiene una vittoria politica importante al Senato. L'Aula ha respinto infatti la risoluzione presentata dai democratici che avrebbe limitato i poteri militari del presidente nella guerra contro l'Iran. La proposta avrebbe imposto alla Casa Bianca di fermare le operazioni militari senza una nuova autorizzazione del Congresso. Ma la maggioranza dei senatori ha bocciato il provvedimento. Il risultato è chiaro. Il tentativo dell'opposizione di bloccare la strategia americana contro il regime degli Ayatollah è fallito. Washington potrà quindi proseguire l'azione militare senza ulteriori vincoli parlamentari. Per l'amministrazione americana la priorità resta impedire all'Iran di rafforzare il proprio apparato militare e di destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente. Il voto del Senato consolida quindi la linea della Casa Bianca e rafforza il fronte occidentale nella crisi in corso. Italia nella crisi del Golfo. Difesa rafforzata ma niente guerra. Restiamo sul fronte internazionale e veniamo alla posizione italiana. Il governo ha riferito in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente con le comunicazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. La priorità indicata dall'esecutivo è la sicurezza dei cittadini italiani presenti nella regione. Secondo la Farnesina, sono circa 100.000 gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente nelle aree della crisi, tra civili, tecnici e personale militare. Migliaia di connazionali sono già stati assistiti per lasciare le zone più esposte. Il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato inoltre l'innalzamento al massimo livello della protezione della difesa aerea e antimissilistica italiana, in coordinamento con NATO e alleati. La linea politica è stata ribadita anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'Italia non è in guerra e non intende entrarci, ma resta impegnata nella stabilità dell'area e nella difesa dei partner strategici. Una posizione che conferma la collocazione atlantica del nostro paese, con il sostegno agli alleati e allo stesso tempo l'obiettivo di evitare un allargamento del conflitto. Salvini sblocca i cantieri. Opere attese da decenni. Cambiamo ora pagina e torniamo alla politica italiana. Il piano infrastrutturale, guidato dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, continua a sbloccare opere attese da anni. Dal Lazio alla Campania, passando per le grandi reti stradali e ferroviarie, il Ministero ha avviato una serie di cantieri rimasti fermi anche per decenni. Tra gli interventi più simbolici c'è la bretella Cisterna-Valmontone, un collegamento strategico nel Lazio rimasto bloccato per oltre 20 anni e ora finalmente pronto a partire. Nel sud il piano infrastrutturale prevede investimenti che solo in Campania superano i 3 miliardi di euro, tra nuove strade, potenziamento ferroviario e sviluppo della logistica. L'obiettivo è rafforzare i collegamenti tra porti, autostrade e reti ferroviarie, migliorando la competitività del sistema produttivo italiano. Dopo anni di ritardi e burocrazia, la linea del Ministero è chiara.
infrastrutture come motore di crescita economica, lavoro e sviluppo dei territori. MPS, Maione ancora presidente. Lovaglio bocciato, si cerca nuovo AD. Restiamo sul fronte economico. Svolta ai vertici della storica Banca Monte dei Paschi di Siena. Il Consiglio di amministrazione ha approvato la lista per il rinnovo del board, indicando Nicola Maione come futuro presidente dell'istituto. La decisione è arrivata con un voto molto netto del Consiglio, 11 voti favorevoli e 2 contrari, segnale di una forte convergenza sulla nuova guida della banca. Nella lista non compare invece l'attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio, segno di una fase di rinnovamento nella governance. Per Monte dei Paschi si apre così una nuova fase dopo gli anni più difficili della sua storia recente. L'obiettivo della nuova guida sarà consolidare il rilancio dell'istituto e rafforzarne il ruolo nel sistema bancario italiano. Immigrazione, linea più dura in Europa. Cresce la pressione sui rimpatri. Cambiamo ora decisamente tema e parliamo di immigrazione. In diversi paesi europei il dibattito sta cambiando rapidamente. In Svezia il governo sta valutando nuove misure che prevedono procedure più rapide per l'espulsione degli immigrati irregolari, nel tentativo di ridurre la pressione migratoria. Negli Stati Uniti il tema resta centrale nel confronto politico e giudiziario, con decisioni dei tribunali che confermano il ruolo dei giudici dell'immigrazione nella gestione dei procedimenti di espulsione. Intanto in Italia fa discutere il caso dell'inchiesta di Ravenna. Alcuni medici sono indagati per presunti certificati utilizzati per evitare il trasferimento di migranti nei centri per il rimpatrio. Un'indagine che riaccende il confronto politico sul funzionamento del sistema dei rimpatri e sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Energia e industria in Europa. Bruxelles rivede l'ETS. Chiudiamo le notizie con l'economia europea. A Bruxelles è in discussione la revisione del sistema ETS, il meccanismo europeo che regola le quote di emissione di CO2 per le imprese. Il sistema è da tempo criticato da molte industrie perché è considerato uno dei fattori che contribuiscono all'aumento dei costi energetici. Parallelamente la Commissione europea sta lavorando anche all'Industrial Accelerator Act, un piano pensato per rafforzare la competitività dell'industria europea e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il confronto si inserisce nel più ampio dibattito sul futuro del Green Deal e sull'impatto delle politiche climatiche sull'economia europea. Per molti governi la priorità è oggi trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale e difesa del sistema produttivo. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta gli approfondimenti di oggi. Immigrazione. L'Europa cambia rotta. Sicurezza e rimpatri tornano centrali. Torniamo sul tema dell'immigrazione, uno dei dossier più delicati per l'Europa. Negli ultimi mesi diversi paesi stanno rivedendo le politiche migratorie con maggiore attenzione ai rimpatri e al controllo delle frontiere. La Svezia, che negli anni scorsi aveva adottato politiche tra le più aperte, valuta norme più severe per accelerare le espulsioni degli immigrati irregolari. Secondo l'UNHCR, le nuove norme europee sui rimpatri dovranno garantire alcune tutele procedurali per i richiedenti asilo. Per molti governi europei la priorità resta contrastare l'immigrazione irregolare e rendere più efficaci i rimpatri dopo anni di limiti del sistema. Un tema destinato a restare centrale nel confronto politico europeo. Iran e geopolitica del Mediterraneo. Le opportunità economiche per l'Italia, la crisi in Medio Oriente potrebbe avere conseguenze anche economiche. Secondo l'analista Carlo Pelanda, in un commento pubblicato da Il Sussidiario, l'indebolimento del regime iraniano potrebbe aprire nuovi scenari per l'economia internazionale. Il cambiamento degli equilibri nella regione potrebbe favorire la nascita di un mercato mediterraneo più integrato, capace di collegare Europa, Medio Oriente e Africa. In questo scenario, l'Italia potrebbe assumere un ruolo centrale grazie alla sua posizione e alla forza del suo export. Un sistema che Pelanda definisce ecumene mediterranea, un'area economica più integrata che potrebbe rafforzare il peso commerciale dell'Italia nei prossimi anni.
Uno scenario che dipenderà dall'evoluzione della crisi e dagli equilibri geopolitici della regione. Economia italiana e rischi della guerra. Crescita fragile, ma consumi resistono. La guerra in Medio Oriente rischia di avere conseguenze anche sull'economia europea. Secondo un'analisi pubblicata da Il Sussidiario, che ha intervistato Marco Fortis, la crescita italiana negli ultimi mesi ha mostrato segnali di tenuta grazie ai consumi interni. Il problema resta però la fragilità del contesto internazionale. Un aumento dei prezzi dell'energia o nuove tensioni commerciali potrebbero rallentare la ripresa. L'Italia resta una delle principali potenze manifatturiere europee e mantiene una forte capacità di esportazione. Per questo, stabilità geopolitica e sicurezza delle rotte commerciali restano fattori decisivi per la crescita. Cina, Iran e gli equilibri globali. Perché Pechino osserva la crisi? Chiudiamo con lo sguardo sulla Cina. Secondo l'analisi pubblicata da Il Sussidiario, con un intervento dell'analista Massimo Introvigne, Pechino osserva la crisi iraniana con un approccio pragmatico. Per la leadership cinese, la priorità resta la stabilità economica e la sicurezza delle rotte commerciali. Per questo, la Cina evita di esporsi direttamente nel conflitto e segue con attenzione gli sviluppi della crisi. Secondo Introvigne, per Pechino il vero interesse non è chi governerà l'Iran, ma la stabilità della regione e la continuità dei flussi energetici e commerciali. Un atteggiamento che conferma la strategia globale della Cina: mantenere relazioni con tutti gli attori internazionali senza entrare direttamente nei conflitti. E questa è l'ultima notizia di oggi. L'appuntamento con l'informazione del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv torna domani. Buona giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.